Ha scelto di rimanere in silenzio davanti al GIP di Venezia Alex Lucchesi, il 52enne Sinti che deve rispondere del tentato omicidio del genero Gregory Malacarne lunedì scorso a Chiarano. Nell'aula del carcere di Santa Maria Maggiore dove è rinchiuso, Lucchesi, convocato per l'udienza di convalida, è apparso più lucido, ma la strategia del suo difensore è quella di riservare il suo racconto dei fatti al faccia a faccia che avrà con i magistrati trevigiani che detengono il fascicolo a suo carico. L'interrogatorio di garanzia è avvenuto in laguna, come pure la sua incarcerazione, solamente perché il 52enne è stato catturato dopo 3 giorni di fuga a Ceggia. Abbiamo deciso di non rispondere in quanto questo era una convalida del fermo per rogatoria, cioè fatto dal giudice che non sarà il suo giudice, quindi noi abbiamo dichiarato che intendiamo rispondere e risponderemo alle domande al pubblico ministero di Treviso. Quando lui riterrà di interrogarlo noi siamo pronti, potrà essere la prossima settimana. Rimane il movente legato a un tradimento della moglie di Lucchesi, tenuto nascosto da Malacarne, suocero e genero venuti alle mani, da qui la determinazione del 52enne di vendicarsi. C'è stata una situazione familiare che purtroppo lo ha esasperato, questo si può dire, i dettagli ovviamente li diremo al pubblico ministero. A monte sicuramente c'era una situazione di grosso disagio familiare da parte del Lucchesi. Sconvolto nelle prime ore dopo la cattura, malato per sua stessa rivelazione, Lucchesi sta riprendendo consapevolezza dell'accaduto ed è determinato, conclude il suo legale, a dare la sua versione alla procura trevigiana che ha formulato nei suoi confronti la pesante ipotesi di reato. Adesso qualcosa ricorda, ma ripeto, aspettiamo l'interrogatorio e diremo tutto al pubblico ministero.